Adesso te la faccio al volo, guarda. Ridico. Voilà, ciao ragazzi, benvenuti in un altro video situazioni potenti, in cui vi racconto le cose più importanti che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Se di solito guardate i video e vi piacciono, se volete iscrivetevi al canale e adesso si parte. Allora, oggi video un po' particolare. Stiamo andando a prendere 2 balloni di fieno da portare vicino alla piscina. Ok, siamo arrivati. Allora, per prima cosa dobbiamo attaccare le punte al Centauro 70. Qua davanti dobbiamo staccare la pala. Parte. Adesso lo porto là. Buono. Adesso stacca la pala e dopo gli colleghiamo con le punte lì. Adesso devo andare un po' verso destra perché sennò non riesco a metterli bene lì dove ci sono gli attacchi dietro. Ma che ci riuscivo a prenderla bene, dai. Bene, fatto? Persa, normale. Avanti. Questo è quello che abbiamo sistemato nell'altro video. Questi sono i 2 balloni di paglia che porteremo giù vicino alla piscina. Pensavo di portare quelli di fieno, però in realtà la paglia è meglio, più bella. Giro dentro qua adesso. Perché dici no andare di là? Che è due long. Ah, Gira qua. Gira! ma adesso giro, stai tranquillo. Guarda che la ciappa è da fondo davanti. Allora, pensavo che gestione sempre più piccolo il lavoro dopo davanti. Ma di là ho visto che andava bene, stai tranquillo. Perché volevo fare la curva secca. Non hai detto te che bisogna essere sempre... Da quale? Che andiamo dritti? Non perché la femmina così. E cosa devo fare allora? Non so. Devo farla larga. Ce l'avevo larga, Ferma, avanti dritto ancora, avanti dritto. No, devi stare vicino là, no, però. Sì, ho capito, tocca di lì, no? Boh. Vicino al pollaio. No. Siamo allargati un po'. Puoi scendere, vai a aprire. Padre va a aprire il cancello. Dove la metti? Ah? Ok, appoggiata. Adesso vediamo la madre cosa dice, se è contenta. Cosa dice la madre? Gli piace? Va bene? Ma gliene mettiamo 2. Dai, porto su questo, prendi sul fruttetto, ma ce l'hai lì le punte. Intanto porta su anche il fruppetto perché si passa meglio con quello in mezzo al vigneto. Qua sono tanto stretto, devo stare attento a non prendere dentro niente perché il Centauro 70 è molto largo. Potente. Ok, tu vieni giù con l'ape dopo. Questa la prendiamo col fruppetto. Abbassiamo.
La alziamo se no? Sei incastrato nella rete. Mi rompi. La vara lì. Cos'è? È giusta? Ok, ballone caricato, direzione piscina, dopo vediamo come metterle giù. Piano qua, che non si ribalta tutto. Disastro. Questo è il filare. Devo tornare in 3. Ok, avanti adesso pianino che... Prima volta che mi capita di passare con un ballone di paglia in mezzo al vigneto. Aspetta che faccio una foto, dai, per Instagram. Oggi lavoro particolare. In pratica sono costretto a passare da questa parte perché là c'è il rotolone. Oggi è domenica, quindi non c'è l'acqua, però domani mattina probabilmente lo accenderà per irrigare il vigneto qui. Siamo quasi arrivati ormai. Dopo dobbiamo sistemarli e fermarli in modo che non si muovano, insomma. Quindi o con dei sassi oppure con dei pezzi di legno. Vediamo con quello che andiamo meglio. Così tematizziamo un po' la piscina. Qua è meglio che vado in retro. Poggio così. Non sentivo. Quando ti dico una roba bisogna che ti ascolti. Se non sento. Non senti, date le rite. Cosa vuoi fare? Ah, perché lì sono un po' nascoste, dici? Sì, dai, mettiamole lì allora. Ma adesso le dobbiamo girare di così però. Ma quanto la spingi? Dopo dobbiamo fermarle ovviamente. Ah, che c'è il palo della luce. Dai, la passo. E adesso? Di cosa? No, che le butto in piscina. Don't put in the water. Così sono belle. Però bisogna fermarle adesso. Ok ragazzi, missione compiuta. Adesso dobbiamo solo fermarle. Ok, ho appena preso dal capannone questo qui, un pezzo di legno abbastanza grande da mettere al centro. Ecco qui il risultato finale. Allora il padre l'ha fermato, vedete, con questi due pezzi di legno a destra e anche a sinistra, e i due balloni. E invece gli ho messo questo al centro in modo che ci si può sedere, oppure ci si può fare la foto magari salendo sopra. Va bene, dai, missione compiuta. Adesso passiamo al prossimo video. Allora intanto ringrazio tutti quanti perché da qualche giorno siamo in 40.000 e come vi avevo promesso adesso apriremo Instagram al padre. Provo a fargli fare i passaggi tutti quanti a lui, vediamo se è capace. Ce l'hai il cellulare? Sì, che l'ho sempre stasera. Allora sbloccalo, dai. Premi lì dove c'è il coso, ma questa è solo l'installazione, dopo è più semplice usarlo. Una volta installato, Non dai, mi piace. lì dove c'è il coso. Sì. Sì. Adesso vai su cerca lì dove c'è la lente di ingrandimento, scrivi Instagram eccolo lì, premi il primo. Adesso installa, no, installa il verde là. Adesso aspetta che si installa, aggiungi una foto, te la faccio adesso, scatta foto. Sì. No, devo fartela, se no adesso te la faccio al volo, guarda. Ridi un po'. Al massimo che posso fare. Sì. Boh, perfetto. Allora, hai Instagram adesso. Bene, adesso il padre ha Instagram, però gli devo insegnare a condividere le storie almeno. Allora, per fare una storia è semplice, devi fare il dito verso destra. No, adesso devo tornare intanto. Torna, no, allora esci da tutto, via. Adesso eccolo lì Instagram, lì, quello lì è Instagram. Giusto? No, questo qua. Adesso in pratica Ma viene fuori subito la mia schermata. ma dopo se hai altra gente viene fuori anche gli altri, capito? Adesso devi scorrere verso destra. Ecco, vabbè, questo. E adesso lì vedi che c'è la foto. Questo no, ma non premere altre robe però. Non premo. E rifai verso destra. Ecco, adesso così tu inquadri quello che vuoi. E posso parlare. No. Allora se tieni il premuto fai un video, se invece fai solo veloce fa una foto. Prova. Come? Prova a fare un tac e basta, veloce. Quello lì al centro devi premere. Ecco, no, va una volta sola. E dopo premi la tua storia e dopo pubblichi la storia, capito? Prova. Dov'è la tua storia? Lì a sinistra. Ah, la tua storia. Dai, prova. Tanto è lo stesso. Vai. No! Ti ho detto che devi premere lì.
Fai ok. Boh, perfetto. Adesso hai messo una storia, tutto lì. Visto che è semplice. Sei contento? Sì, come una Pasqua. Adesso una volta al giorno fai una storia. Ti ricordi? Allora ti metto quando stai dormendo, che invece di lavorare dormi. Va bene. Metto quando che ti dico di fare una cosa e mi dici di no. Sì, metti quello che vuoi. Come promesso abbiamo fatto anche il profilo Instagram al padre. Adesso insomma gli ho anche insegnato come pubblicare le storie, quindi dovrebbe ogni tanto aggiornare anche il suo profilo. Se volete andare a seguirlo vi lascio il link del suo profilo Instagram nel primo commento e speriamo insomma che abbia capito bene come si fa e noi ci vediamo alla prossima puntata.